Sempre più in alto assieme, in modi differenti, adesso a sfidarsi per un solo obiettivo. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Aspra, 12ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, una partita che sviluppa tutta nella parte destra di classifica tutte le cose di questo campionato, quella della salvezza. L'obiettivo di questi due club, Geraci però che nell'ultima settimana ha vinto per 2-0 in casa del Mazzara, conquistando la prima vittoria in trasferta. Adesso torna nel proprio stadio affrontando l'Aspra, neopromosso come i Madoniti, ma reduce dalla sconfitta più sonora dei suoi ultimi 12 anni, il 6-0 contro la Pro Favara. Le due formazioni, Geraci in maglia blaugrana, adesso con una maglia blu scura per andare contro la violenza sulle donne. 3-5-2 per Gaetano Mirto. C'è il debutto dal primo minuto di Diego Ferruzza, il nuovo arrivato, le classe 2004 in attacco, con l'ultima esperienza al Sant'Agata in Serie D. In difesa è assente Cardin per l'infortunio, rimediato a Mazzara. Al suo posto torna Gusso, titolare dopo 4 partite, dunque Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Gusso in difesa, Albanese, Giovagnoli, Gonzales, Bonamaison e Panebianco a centrocampo. La coppia d'attacco è formata da Ferruzza e Fernandez. In panchina il secondo portiere Macaluso e poi Coco, Bonda, Valor, Balsano, Sapienza, Tripiano, Abdelasim e Cigno. Aspra invece in tenuta giallo-verde. Per Giuseppe Correnti c'è il 3-5-2, anche in questo caso c'è il ritorno dopo 2 partite in porta dell'ex Mirko Demiere. Torna a centrocampo Nicosia dalla squalifica. In panchina Piscopo e Marrone, anche lui ex del match. Dunque Demiere in porta, in difesa Priola, Palazzo e Mazzotta, centrocampo Saia, Corso, Costantino, Nicosia e Giuseppe Tarantino. In attacco Barbera e Gio, a disposizione il secondo portiere Crisafulli e poi Marciante, Santa Guida, Terrasi, Piscopo, Palmeri e Marrone. L'arbitro del match è Vincenzo Carnemolla della sezione di Ragusa, assistito da Giuseppe Trefiletti di Acireale ed Edoardo Pennisi della sezione di Catania. Tutti comodi, è iniziata Geraci Aspra, con questo pallone conteso da entrambe le squadre. L'arbitro poi fischia, concede la rimessa laterale per la squadra ospite. Pallone subito a centrocampo, smistato nella zona di Fernandez. Adesso il possesso di Giovagnoli, che stava per allargare da Albanese. Gonzales passa in difesa. Centrocampo ancora Gonzales dal primo minuto, con Pettenon ancora ai box. L'assente in attacco Guadagnoli. Attenzione alla giocata qui di Bonamaison sul secondo palo. Il Geraci passa subito in vantaggio dopo appena un minuto con Agustin Bonamaison. 1-0 dell'argentino. Sul secondo palo il pallone di Bonamaison, e così sblocca subito la partita. Subito un dialogo con l'arbitro. Qualcosa di irregolare, ciò che cambia il risultato con il gol di Bonamaison. 1-0, la rete del Geraci a sbloccare immediatamente questa partita. Il secondo gol per Agustin Bonamaison, aveva segnato anche alla 6ª giornata quando il Geraci vinse per 4-1 contro l'Athletic Palermo.
Questo qui è il settimo gol subito dall'Aspra nelle ultime 2 partite. Dicevamo i 6 presi contro la Pro Favara. Da 12 anni che l'Aspra non perdeva una partita in questo modo, l'ultima volta proprio 12 anni fa, il 26 novembre del 2011, in casa della Tiger Brolo. Quindi sempre con il risultato di 6-0. Anche in quel caso si giocò di sabato, proprio come Aspra Pro Favara. Anche in quel caso il primo tempo finì con il risultato parziale di 4-0, con la Tiger che poi salì in eccellenza tramite lo spareggio promozione proprio contro la Pro Favara. Era l'Aspra di Aiello, mentre quella Tiger Brolo era allenata da Perdicucci. Prova a rispondere la squadra della città di Bagheria, frazione Marinara, che comunque è molto abitata, sempre nella provincia del Palermitano. Oggi qui sulle Madonie, angolo di Costantino, pallone allontanato dal primo palo, insegue tutto Giovagnoli, finisce giù dopo il contatto con Corso, ex della partita, assieme a Palazzo in campo, con De Miere in porta. Dicevamo Marrone il quarto di questa lista a partire dalla panchina. L'anno scorso 26 gol con la maglia del Geraci, 21 in campionato, 5 nella Coppa Italia di promozione siciliana. De Miere fu anche lui tra i protagonisti, facendo il titolare di quella squadra, mentre Palazzo e Corso furono anch'essi titolari, ma nel primo anno del Geraci in eccellenza, era la stagione 2018-2019. 2 gol per entrambi i centrocampisti allora. Adesso Palazzo è stato scalato a difensore centrale. Apertura dall'altro lato, verso la zona di Albanese, si ritorna da Barbagallo. Ovviamente questa qui non è l'unica sfida del pomeriggio all'interno del programma della 12ª di campionato. Intanto ieri c'è stato il pareggio tra Athletic Palermo e Fulgatore, finito questo incontro con il risultato di 2-2. Alle 14:30 sono iniziate Accademia Trapani Castellammare, punteggio sullo 0-1 con il gol di Ba. Oratorio Marineo in vantaggio in casa della Pro Favara, anche in questo caso con il risultato di 1-0 grazie alla punizione di Maggio. 0-0 tra Unitas Sciacca e Casteldaccia. Qui l'angolo del Geraci, pallone che scorre, lo va a raccogliere Ferruzza, anzi no, convinto di conservarsi la rimessa laterale. E per l'Aspra alle ore 15, oltre al match del Santissima Trinità, si stanno giocando anche Don Carlo Misilmeri, Super Giovane Castelbuono, Mazzara 46 Mazzara, il derby del Vaccara, e poi la sfida tra Nissa e Folgore Castelvetrano. Pallone filtrante di Nicosia, riscodellato in avanti da Gusso, risponde Palazzo, l'arrivo di Gonzales, poi il fallo subito in mezzo al campo da Bonamaison, calcio di punizione. Questa qui è la sfida numero 4 nella storia tra Geraci e Aspra. Regna l'equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio. Aspra vinse nel 2020, prima dell'interruzione dei campionati dilettantistici a causa del Covid, la vittoria per 4-3.
La vittoria del Geraci fu l'anno scorso in promozione in casa dell'Aspra, si giocò a Misilmeri 3-1, mentre il pareggio avvenne nel girone di ritorno sempre della scorsa stagione. Tra l'altro quell'occasione segnò lo stesso Marrone con la maglia del Geraci, adesso all'Aspra. Bonamaison, doppio passo, Mancino, il tiro, Daniele respinge, arriva da dietro la conclusione di Giovagnoli che ribadisce ancora il salvataggio dell'Aspra sulla linea. Insistono i Madoniti, vicinissimi al raddoppio con Nicolas Giovagnoli, 2 volte. La battuta della rimessa, Lopizio, Albanese risponde in calcio d'angolo Tarantino. Fernandes stava lasciando dietro a Giovagnoli, pallone lanciato all'indietro, Brescian verso Giovagnoli, risponde Corso in rimessa laterale. La rimessa di Albanese, Giovagnoli non ha il possesso, allora Mazzotta in profondità, pallone riconquistato da Gonzales, Lopizio dietro, sembra schierarsi con un 4-3-3 l'Aspra rispetto alle scorse uscite dove ha utilizzato la difesa a 3. Mazzotta fa l'esterno, Mancino in attacco, Barbera la punta, Gio a destra. La conclusione da fuori, Giovagnoli, Deniere sotto porta, Ferruzza, ma si trova in posizione irregolare l'ex Sant'Agata e Troina. Dicevamo subito titolare, approfittando della squalifica di Guadagnoli, che ha rimediato il rosso a Mazzara del Vaglio dopo aver segnato e dopo aver anche sbagliato in precedenza un calcio di rigore. Giovagnoli prova a recuperare Corso, rimane giù, la prende Mazzotta. Un grandissimo gol da parte sua a Sciacca nell'1-1 dell'Aspra al Gurrera, un punto preziosissimo contro una squadra che milita nella zona playoff della classifica. Aspra che però manca alla vittoria da tantissimo tempo, l'ultima volta alla terza giornata in casa del Fulgatore per 3-0. Albanese insalta l'avversario, va dietro da Lopizio, il cross da fermo, secondo palo, la chiama Mirko Deniere. Pochi ma buoni interventi fondamentali l'anno scorso con la maglia del Geraci, 17 presenze in campionato, 7 clean sheet nel girone B di promozione. Corso trova sulla sua strada Gonzales e allora Albanese dietro per chiudere il piano riguardante lo schieramento tattico dell'Aspra. Costantino fa il play, Corso fa la mezzala sinistra, Nicosia fa la mezzala destra, in difesa ci sono Priola sul centro-sinistra, Palazzo sul centro-destra, proprio lui a rispondere sul tiro di Bonamaison, e infine Sai a destra e Tarantino a sinistra per quanto riguarda le fasce. Un ritorno alle origini per Giuseppe Correnti, lui che da questa stagione ha sperimentato con la difesa 3, mentre gli anni scorsi con l'Aspra in prima categoria e promozione ha giocato con il 4-3-3. Non cambia assolutamente nulla invece Gaetano Mirto dall'altro lato, con
il suo 3-5-2 anche qui, ma fedelissimo. Gusso, Giovagnoli, riceve al limite, c'è Costantino, allora il recupero di Mazzotta, si ferma e poi allarga, il classe 2003, quello allo Shack è stato il suo primo gol tra i grandi e anche in eccellenza di conseguenza. Pane bianco, Giovagnoli fermato da Nicosia. La rimessa laterale per il Geraci. Ritornando un attimo all'Aspra, oggi in panchina torna Giuseppe Correnti dalla squalifica, è stato fuori 2 turni, al suo posto c'è stato Giancarlo Ferrara, vice di lusso, dato che ha fatto sempre il primo allenatore, e con la prima partita a sostituire Correnti Ferrara ha fatto 200 in carriera in panchina, in occasione della gara proprio pareggiata a Sciacca. ...201 con la sconfitta di settimana scorsa con la Pro Favara. Gonzales, Giovagnoli non supera del tutto Saia, che ribadisce in fallo laterale. Spazza via Palazzo la sponda di Barbera, ma non c'è nessuno a destra in proiezione offensiva a correre. Giglio era posizionato un po' dietro. Tocco all'indietro, si ritorna ancora da Pane Bianco, il cross in mezzo, Fernandes la colpisce ma larga. In questo primo quarto d'ora quasi solo Geraci, che oggi punta a trovare la seconda vittoria di fila. Cosa che arriverebbe in caso per la prima volta in stagione. Lopizio recupera su Barbera e allora il Geraci ha spazio sul centro di centrocampo, sul cerchio di centrocampo con Giovagnoli, pallone allontanato, recuperato da Corso, si mette davanti a lui Bonamaisen. La squadra di Mirto torna dietro. Sono stati 2 i cambi di formazione, con le novità chiamate Ferruzza e Gusso rispetto a 7 giorni fa. 3 cambi invece ha fatto Correnti, Cantiniere, Costantino e Nicosia. Pane bianco, guarda chi c'è dentro, vuole il braccio di Saia per il calcio di punizione o anche calcio di rigore, dato che era un po' quella la zona. Qui la punizione conquistata da Giglio, la battuta già effettuata da Nicosia. Adesso Costantino ha alternato ultimamente presenze da titolare e dalla panchina. Tra i prodotti del settore giovanile del Palermo, arrivato alla SPRA, stagione in corso l'anno scorso, nel mercato di dicembre, per inseguire il sogno del salto in eccellenza dei gialloverdi, che alla fine si è avverato per la prima volta nella storia del club, proprio alle spalle del Geraci che vinse il campionato, Aspra che vinse i playoff
con il 7-0 in finale all'Ascari Cefalù e la vittoria a Caltanissetta in rimonta in extremis, raggiungendo il pareggio momentaneo contro l'Accademia Trapani. Ferruzza prende palla, si dà sul mancino, lascia dietro tutto a Bona. Mason Demiere quasi in bagger a rispondere, sempre in aria il tiro del Geraci, ribattuto con il tentativo da parte di Pane Bianco. Ancora l'ex Trapani non guadagna il calcio di punizione secondo l'arbitro, allora riparte l'Aspra, Giglio giù, confusione con tanti giocatori nella stessa zona di campo. L'arbitro concede il calcio di punizione all'Aspra. Casteldaccia in vantaggio in casa dell'Unitas Sciacca. Unitas Sciacca 0, Casteldaccia 1, il gol di Megna su calcio di rigore. Anche la Nissa avanti contro la Folgore Castelvetrano con il gol di Agudiac. Per il resto tutto invariato dagli altri campi. Qui alla Trinità il gol di Bonamaison al primo minuto. Contro l'Aspra, che adesso attacca Barbera da fuori. Quella porta che ha puntato poco fa la conosce bene, dato che segnò nella gara dell'anno scorso, sempre in questo stadio. Il momentaneo vantaggio dei gialloverdi, poi il pareggio di Marrone. Adesso i due sono compagni di squadra. Si rialza Mattia Barbera. Pallone salvato da Fernandez, no. Rimessa laterale. Gioco fermo. C'è Bressan a terra. Adesso capiremo le sue condizioni. Si rialza il brasiliano, deve uscire momentaneamente fuori, almeno per qualche secondo, in attesa di rientrare. Non sembra essere nulla di grave. Lancio a cambiare tutto verso Giovagnoli, aggancia il pallone, toccando per ultimo, concede la rimessa dal fondo per l'Aspra. Per quanto riguarda invece la situazione degli indisponibili da entrambe le parti, dicevamo dell'infortunio di Cardin, oltre a quello di Pettenon che già salta la seconda di fila. Questo lato Geraci, oggi in panchina sono tornati Bonda e Cigno, è assente però Zaffonti. È sempre un via vai nel Geraci lato indisponibili. Lato Aspra invece ci sono le assenze di Paolo D'Amico sulla fascia destra, infortunio immediato nella sfida contro la Folgore Castelvetrano inizio stagione, e poi
il fratello Giovanni sentirà più tempo. Giovagnoli, limite, Mazzino! Il 2-0 del Geraci con Nicolas Giovagnoli, il raddoppio dei Madoniti. Il 2-0 della squadra di Mirto a metà primo tempo con la rete di Giovagnoli. A questo punto salgano a 8 i gol subiti dall'Aspra nelle ultime due. Serve assolutamente per la squadra di Correnti un cambiamento. Tra l'altro ci sarà il mercato a dicembre con la possibilità, questo per tutte le squadre, di rinforzarsi. Di testa Mazzotta, buona Mason, appoggia, mette giù il contrasto con Corso, poi Gonzales, il recupero, buona Mason, apertura verso Ferruzza, rincorre il pallone assieme a Saia che è davanti a lui. L'ex oratorio marineo si prende la rimessa laterale, anche lui è arrivato la stagione in corso, la scorsa stagione. La discesa in promozione per poi tornare in eccellenza. Lopizio si prende qualche rischio, poi allarga da Gusso, tra le linee la tocca Panebianco, c'è Costantino, ancora Costantino, subisce fallo da Panebianco, calcio di punizione. Oggi meno pubblico del solito alla Santissima Trinità di Geraci Siculo. È salito il freddo qui sul borgo delle Madonie. Data la presenza di alberi, montagne che contribuiscono a questo clima. È finito il primo tempo a Sciacca, Casteldaccia avanti per 1-0 sull'Unitas. È finito il primo tempo anche a Trapani, con il Castellammare in vantaggio in casa dell'Accademia. Ha raddoppiato la Nissa, 2-0 sulla Folgore Castelvetrano con il gol di Esposito. Poco fa il raddoppio anche da parte delle Geraci con il gol di Giovagnoli. Fernandez fuori gioco qui. Finito il primo tempo anche tra Profavara e Marineo, 0-1 il risultato parziale a sorpresa. Vantaggio del Mazzara 46 nel derby contro il Mazzara grazie al gol su calcio di rigore di Ortiz. Albanese sale, il pallone finisce fuori. Mazzotta lotta, Fernandez stava andando a recuperare il pallone ma non se l'è ritrovato più, se lo allunga un po' Mazzotta e allora il servizio di Ferruzza a largo per Giovagnoli, calcia da fuori, sfiora il palo alla sinistra di Deniere.
si muove abbastanza in maniera fluida il Geraci. Aspra che aveva dato segnali di risposte dopo il gol di Bonamaison, quindi nell'arco dei primi 5 minuti. Poi la botta psicologica non è sempre semplice subire gol così dopo pochissimo tempo. Aspra che tra l'altro qui in questa stagione ci ha giocato già, perso 3-0 contro la Super Giovane Castelbuono. Approccio peggiore quello di oggi. Fernandez in mezzo a due, si libera di Corso, poi serve dietro Lopizio. Corso però recupera, Bressan dietro da Barbagallo, che va verso l'altro lato da Pedro Gusso. Lancio profondo, la corsa di Panebianco, pallone all'altro portiere, Deniere. Mazzotta, Tarantino, nuovamente per Mazzotta. Palazzo. Ormai alla quarta stagione con la maglia dell'Aspera. L'entrata di Saia, la rimessa laterale. Dato Geraci invece la squadra titolare oggi rispetto all'anno scorso presenta praticamente 9 undicesimi di nuovi acquisti, soltanto Gonzales e Albanese. Ci sono stati anche in promozione, facendo anche in quel caso i titolari. Gonzales un po' di meno quest'anno, con l'arrivo di Leonardo Pettenon. Bressan verso Fernandez, prima Saia, e allora Panebianco dietro Gonzales, morbido, dall'altro lato Albanese la tocca, avanti ancora il classe 2004, pallone largo verso Fernandez, il recupero cercato da Nicosia. Fernandez si muove, Panebianco sale, palla a piede, cross morbido, Palazzo in calcio d'angolo. Continua il Geraci. Movimenti già a bordo campo. Lato Aspra, cross in mezzo, Lopizio centralmente su Deniere. Pallone giù, arriva Albanese che recupera, va palla al piede, pallone verso Fernandez, stava passando, poi ci ha pensato Palazzo. Costantino finta il lancio lungo, adesso va, controllo con il braccio di Albanese. Il calcio di punizione per l'Aspra. Corso, il servizio per Gio, il recupero di Gonzales, tutto dietro da Barbagallo. Fernandez sponda di testa verso Ferruzza, poi il pallone capita ancora al portoghese. Sono i gialloverdi a cambiare
portare adesso avanti questo pallone. Mazzotta rientra, ancora Mazzotta, supera un paio di avversari, poi il servizio verso Barbera, impreciso. Corso, Tarantino a puntare albanese, trova il varco sì, Gio però non si è fatto trovare pronto. Poi il contrasto subito da Bonamaison che batte immediatamente il calcio di punizione, cercato Ferruzza, aspetta i rimbalzi del pallone, Ferruzza va fino in fondo, adesso deve accentrarsi, Ferruzza nel destro, Demiere con il piede a salvare la situazione per quanto possibile all'Aspra. Mazzotta, ancora Bonamaison che si allunga il pallone, ancora Bonamaison, cambia tutto verso la zona di Ferruzza, si scambia spesso la posizione con Fernandez nella zona d'attacco. Vabbè, ma quello ti posso commettere a marzo, anche a ottobre. Adesso Fernandez sulla destra, Ferruzza invece verso il lato mancino a sinistra. Aspra che farà 2 cambi entro la fine di questo primo tempo. Correnti vuole muoversi sin da subito, non vuole averla persa subito questa partita. E allora si va con l'uscita di Saia, al suo posto entra Terrasi. Il secondo cambio invece riguarda Costantino, al suo posto Santaguida. Bocciati praticamente 2 titolari di questa squadra. Adesso il mediano lo va a fare Nicosia, con Corso che rimane nel ruolo di mezzala sinistra, Santaguida fa la mezzala di destra. Mentre Terrasi prende la mattonella di Saia sulla corsia di destra. Punizione per i gialloverdi con Giuseppe Tarantino. Eccolo qui, il nuovo entrato Terrasi, l'anno scorso al CUS Palermo, sempre in eccellenza. Un'annata culminata con la retrocessione dopo il play-out a Leonforte. Nessun fallo qui su Fernandez, allora il possesso di Nicosia. Santaguida, anche l'altro nuovo entrato, prende il suo primo pallone. Terrasi di prima Nicosia, Santaguida fermato da Gusso, Giovagnoli, Gusso, Bressan verso Ferruzza, stava passando. Non ci è riuscito data la vicinanza dalla linea del fallo laterale. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, Geraci avanti 2-0 con i gol di Bonamaison e Giovagnoli. Bressan sbaglia il passaggio, Albanese ce la fa e supera così anche Mazzotta. La giocata dell'ex Calcarelli. Giovagnoli prolunga in fascia da pane bianco, Terrasi ferma tutto, serve così Nicosia. Corso, Mazzotta, tacco, ma comunque il pallone sfila. Tarantino, sale l'Aspra che ha dello spazio in più, non trovato Corso e allora Ferruzza, Fernandez contro la difesa gialloverde. Fernandez si decentra, poi calcia con Palazzo che mura. Ha provato di più a sistemarsela
invece di andare in velocità. E allora, calcio d'angolo per la squadra di Mirto. La battuta affidata ad Antonio Panebianco. Parte con il suo mancino, secondo palo, stava andando a staccare Gusso, Mazzotta libera, Gio apre verso destra. Poi il fallo su Palazzo. Il fallo subito dal classe 87. Tutta la punizione, il lancio lungo di Terrasi, recupera tutto Gusso. Buono Mason. Avanti Gonzales, scambia con Giovagnoli. Lopizio, buona Mason, si libera, sì, di corso. L'arbitro concede comunque il calcio di punizione. Palazzo per Bressan, dietro di testa. Barbagallo. Il lancio lungo di Gusso, di testa Tarantino verso Mazzotta che lamenta una spinta, poi si scontra con Bonamaison, il recupero di Albanese. Lopizio scambia con Gonzales, Fernandez appoggia giù, Bonamaison, Giovagnoli, Bonamaison, spazio per tirare, il tiro respinto da Palazzo. Come al solito, pallone a metà strada, il recupero di Lopizio, avanti il classe 2006, Fernandez allarga, piano ma efficace questo passaggio a Panebianco, Fernandez anche lui giù. L'arbitro non fischia, tutto irregolare. Gusso lancia questo pallone, Giovagnoli per sicurezza da Gabriele Barbagallo. Fallo di Fernandez, c'è il cartellino giallo per Palazzo. Cartellino giallo per il difensore ormai dell'Aspra. Ma tutta la punizione senza fretta, il Giracci di testa Fernandez, Panebianco, Giovagnoli, largo da Lopizio, lancio profondo verso Fernandez, la tocca, sì, l'appoggia, senza successo però. Pallone che va da Ferruzza. Buona Mason, chiede palla Fernandez, fuori gioco.
Scivola un po' Santa Guida. E allora Ferruzza, l'appoggio per Giovagnoli, il tocco di Corso, pallone per Nicosia, troppo sulla fascia da Barbera, che non può gestirla in modo facile. Ancora Giovagnoli, prova il gol addirittura da centrocampo, con Demiere un po' fuori dai pali. Giovagnoli però non era molto verso il centro per calciare, un po' decentrato l'argentino. Bonamaison, arriva Barbera, poi il passaggio verso Gusso. Vedremo tra poco quanto ci sarà da recuperare. Altra apertura del Geraci, Pane Bianco appoggia al volo, spazza Raffaele Palazzo. Barbera se la vuole allungare da solo di testa, si prende però il fallo laterale. La rimessa lunga di testa Gusso, l'appoggio di Ferruzza, poi nessun recupero dell'Aspra con Corso. Bonamaison riesce ad allargare nonostante la caduta. Lopizzo, Giovagnoli, solito mancino, Fernandez si deve girare per poter concludere. Gonzales poi spazza fuori perché ha subito il contrasto poco fa, è rimasto a terra. Viene chiesto intervento dalla panchina per Agostino Bonamaison, l'autore del gol del vantaggio del Geraci, l'1-0. Due minuti da quando si riprenderà a giocare. Deve uscire momentaneamente fuori Bonamaison. Si riprenderà dalla rimessa laterale per l'Aspra, che concede il servizio al Geraci. Lopizzo, Bonamaison appena rientrato vuole il pallone per Albanese, in un regalo però per l'Aspra. Giocata di Corso, a sua volta Gonzales verso Ferruzza, in avanti Priola rispetto all'avversario Demiere, un regalo per Bonamaison, se lo sistema sul mancino, il passaggio però arriva con il destro per Giovagnoli, l'intervento di Santa Guida, pallone in calcio d'angolo. Battuta corta dell'angolo, Giovagnoli si va dietro la zona di Pane Bianco, tantissime maglie giallo-verdi.
a fermarlo, poi l'appoggio dietro di Albanese per Gonzales, ultimo uomo praticamente. Quando finisce. Lancio lungo per Giovagnoli, troppo. Tempo di recupero ormai allo scadere. Palazzo, Bressan di testa. Santa Guida ribadisce, prima scambiando con Barbera, adesso si va da Tarantino, calcio da fuori. Pallone sul fondo, finisce il primo tempo, Geraci avanti per 2-0, il gol di Bonamaison al primo minuto, il raddoppio di Giovagnoli al 23esimo. Aspra colpito a freddo dopo praticamente 58-59 secondi, con il Geraci che ha fatto la partita per questi primi 45. Tarantino proprio poco fa ha calciato per la prima volta lato Aspra. Correnti ha fatto già 2 cambi inserendo Santa Guida e Terrasi al posto di Saia e Costantino. Vedremo un po' come si evolverà il match nella ripresa. Noi siamo in pausa per meno di un quarto d'ora, poi ci ritroviamo sempre qui live dalla Santissima Trinità. Folgore Castelvetrano, Don Carlo Misilmeri, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolo Cinuffo e benvenuti allo stadio Paolo Marino. Prova a metterla giù Cernia, non è semplice, il terreno non è in perfette condizioni e quindi Lupo tenta la giocata, poi da fuori il tiro da parte di Ashur. La Vardiera si è proposto, poi Federico, attenzione alla possibilità per il Misilmeri, la fa passare Pavisic sul secondo palo. Ferrara la lascia a Lucera, ancora Lucera per Cernia, chiusura difensiva da maestro da parte di Altieri. Chiaro che per motivi diversi la posta in palio è certamente significativa, da una parte la voglia di risalire la classifica della Don Carlo, dall'altra quella della Folgore di consolidare un pensamento in zona playoff. Attenzione a Lucera che apre, cambia tutto, la conclusione di Pavisic e la gran risposta di Pizzolato. Una delle ultime opportunità dunque di questo primo tempo. Lucera la lascia a Romano, batte sempre corto, la girata, il palo colpito da Pellegrino. Cernia con il petto ci prova da casa sua. Cernia para centrale, Pizzolato, eccolo servito il 7 e spalle alla porta. Cernia ci prova, Cernia, Pizzolato para, prova ad autolanciarsi Federico, arriva il fischio dell'arbitro che estrae un altro cartellino. Attenzione, perché i paraggi c'è anche Montori che è già stato ammonito. Giallo e rosso, eccolo qua, per Montori che era già ammonito e quindi lascia la Folgore in 10 uomini. Bargione fa una bella giocata e va da Altieri che ci prova lontano. Lucas Sebastian Chieffo, Tarantino, movimenti di Fofana, se la porta avanti con la testa il 9, c'è Pellegrino davanti a sé, lo ostacola senza fallo, bravo qui Pellegrino. L'altro cross di Tarantino, Baldassar Muragna per Fofana, intervento miracoloso da parte di Pellegrino che con la punta ferma Fofana, che palla gol per la Folgore. Qualche protesta del pubblico, nulla di fatto secondo il giudizio dell'arbitro. È stato fenomenale Pellegrino con questa chiusura. Cosentino
sale anche lui, Navardera alza la testa e crossa per Matera, pizzolato con un pugno, brivido per i tifosi della Folgore. Lupo, movimento di Fofana, ecco che veloce l'attaccante, Zummo prima di lui. Battuta, pizzolato, finisce giù, non c'è fallo, triplice, fischio, finisce così, 0-0. Folgore Castelvetrano con Carlo Misilmeri con qualche fischio che si alza dalla tribuna dello stadio Paolo Marino. Mister, dalla tribuna non è mai facile, però che partita ha visto? Sicuramente è stata una gran bella partita, agonisticamente valida, due belle squadre che si sono affrontate. Fino all'ultimo secondo entrambe hanno provato a vincere, alla fine è uscito fuori un pareggio che io penso che lasci contenti entrambi. C'è un po' di rammarico per l'espulsione perché vi ha lasciati chiaramente in 10 a metà secondo tempo, poi per quella palla gol sui piedi di Fofana negli ultimi minuti è stato murato all'ultimo secondo, poteva essere un finale diverso. Sì, no, noi anche in 10 uomini abbiamo provato a vincere la partita perché insomma giocavamo in casa e pur non essendo in 11 comunque abbiamo provato a vincere fino alla fine. Sì, abbiamo avuto diciamo nel secondo tempo abbiamo avuto le palle gol più nitide. Ecco, mi ha dato un assist, giocavate in casa, una tribuna strapiena per sostenervi, questo è chiaramente un bel segnale. Sì, noi abbiamo una tifoseria che ci segue sempre, molto calorosa, è chiaro che si aspetta sempre che noi ogni domenica facciamo bottino pieno, però insomma il campionato è lungo, è duro e sappiamo che praticamente ogni partita sarà sempre combattuta. La prossima in casa della Nissa, che partita si aspetta contro la capolista del girone A di eccellenza? Ma non abbiamo niente da perdere contro la Nissa, andiamo lì e cercheremo di fare il massimo. Giampaolo Lobue oggi in panchina nella Don Carlo Misilmeri. Partiamo dal risultato 1-0 che vi fa ripartire, ecco. Sì, sicuramente è un risultato che ci va un po' stretto perché comunque venivamo da risultati poco carini, però oggi ci tenevamo a fare bene dopo una settimana difficile. Abbiamo rischiato, secondo me, ma potevamo fare un po' meglio e portarci a casa il risultato perché comunque secondo il mio punto di vista abbiamo fatto abbastanza bene e con un po' di cattiveria in più potevamo fare il risultato pieno. Ecco, quanto rammarico c'è soprattutto perché il Misilmeri è rimasto in superiorità numerica nella seconda parte del secondo tempo, forse lì si poteva spingere un po' di più. Capisci bene che quando c'è un po' di stanchezza mentale, non so se definirla così, non siamo abbastanza lucidi per fare bene, però ci stiamo ricompattando, stiamo cercando di rialzare la china. Devo dire che abbiamo fatto per me un'ottima gara perché comunque in un campo difficile come questo portarci alla fine è uno 0-0 un punto e ci dà la spinta in più per cercare di fare bene le prossime partite. Prossima gara appunto contro Super Giovane Castelbuono, che partita si aspetta? Ma noi scendiamo in campo sempre per fare il risultato. In settimana adesso ci ricompattiamo, lavoreremo per fare assolutamente il risultato pieno a Misilmeri. Diallo voleva l'1-2 con Suarez, poi Suarez magicamente recupera il pallone, lo serve a Diallo che mette il pallone in mezzo, mostruoso Keba, mostruoso. Concentrazione altissima per i due che si affronteranno a breve. Fischia l'arbitro, rincorso da parte di Torres, aveva intuito l'angolo Keba, la super giovane Castelbuono si porta in vantaggio sul calcio di rigore da parte di Torres, il vantaggio dei ragazzi di Interbognanni. Diallo che prova a prolungare, va Palardo, pallone dentro, Diallo, era tutto buono, Diallo spreca una grande opportunità. Fischia l'arbitro, parte Licata, conclusione bassa per conclusione, calcio d'angolo, va ad andare qui Torres, Suarez prova a mettere il pallone, c'è Torres, quel Cianci non ti smentisce mai, 2-0. L'arbitro aveva fischiato
giocatore Mazzara è andato a fase da passaggio. Suarez mette il pallone in mezzo a cercare Diallo. Poi Pappalardo potrebbe coordinarsi. Fronteggiato da Erbini. Poi Antus! Il suo sinistro. Dice tra le braccia di Keba. Dentro il colpo di testa alla rete. Ortiz, anzi Shammem trova il gol del 2-1 all'improvviso. Riapre il Mazzara 46 con Shammem per Pappalardo, scusate. A 16 Garofalo cercare poi di Torres che è partito di posizione regolare. Torres, calcio di rigore giallo per Keba. Con il mancino, rincorsa centrale da parte di Arenoso. Arenoso contro Keba, fischia all'arbitro. La rincorsa da parte di Arenoso! 3-1! 3-1 Super Giovani. Ha ristabilito il più 2 la Super Giovane Castelbuono con Federico Arenoso. Attenzione, Belecco serve il pallone con Pompardo che poi calcia al lato. Bertoglio prova ad andare via, Bertoglio si rialza, prova adesso la posizione, opportunità per il Mazzara Rosella, riparte nuovamente il Mazzara 46 che insiste. Conclusione, pallone passa a Giammem, palla che si perde sul fondo, il Mazzara 46. Palla dentro, poi conclusione, rete del Mazzara, Sheriff.
Secondo tempo di Geraci Aspra, 12ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, 2-0 il parziale con i gol di Bonamaison al primo minuto e di Giovagnoli al 23esimo. Modoliti quasi in pieno controllo della partita, c'è stato soltanto un tiro di Tarantino di molto oltre la traversa, proprio a scadere della prima frazione di gioco. Nessun cambio all'intervallo, ce ne sono stati 2 per l'Aspra nel corso del primo tempo. Facciamo un recap delle formazioni per ristabilire tutto. Geraci con il 3-5-2 di Gaetano Mirto, Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Gusso in difesa, Albanese, Giovagnoli, Gonzales, Bonamaison e Panebianco a centrocampo, Ferruzza e Fernandez in attacco. A disposizione in panchina ci sono il secondo portiere Macaluso, poi Coco, Ogbonda, Valor, Balsano, Sapienza, Tripiano, Abdelasim e Cigno. L'Aspra invece si è schierato con il 4-3-3 di Giuseppe Correnti, Demiere in porta, a destra c'è Terrasi che ha preso il posto di Saia, in difesa Priola e Palazzo, a sinistra Tarantino, a centrocampo Santaguida che ha preso il posto di Costantino, Nicosia che è passato in mediana, c'è anche Corso, in attacco Mazzotta, Barbera e Giglio, a disposizione il secondo portiere Crisafulli, poi Marciante, Piscopo, Palmeri e Marrone. L'arbitro della partita è Vincenzo Carnemolla della sezione di Ragusa, assistito da Giuseppe Trefiletti di Acireale ed Edoardo Pennisi di Catania. Ammonito Panebianco qui. Proteste per voler ottenere il calcio di punizione, non c'è stato nulla secondo l'arbitro. Si riprenderà con questa rimessa laterale per l'Aspra. Prima però un cambio, c'è il momento di Mirko Marrone, l'ex della partita, esce Barbera. Terzo cambio per Correnti, dentro Marrone, e così gli ex in campo del Geraci oggi all'Aspra sono tutti e 4, oltre a Marrone, Demiere, Corso e Palazzo.
Prova a staccare proprio Marrone, pallone spazzato da Lopizzo, c'è stato comunque fallo. Il calcio di punizione per il Geraci, 26 gol l'anno scorso per Marrone con la maglia del Geraci, 21 in promozione, 5 nella Coppa di categoria. Buona Mason, se la allunga ma non la mantiene. Colpo di testa voluto da Nicosia, cambia tutto nella zona di Tarantino che la salva, poi praticamente va addosso al proprio allenatore Giuseppe Correnti. Corso, spallata di Giovagnoli, si contendono entrambi il pallone, ancora Tarantino. Mazzotta, fallo di Gonzales, punizione per gli ospiti. E così nelle ultime 2 partite hanno subito 8 gol senza farne nemmeno uno. La scorsa settimana la sconfitta per 6-0 in casa contro la Pro Favara. Buona Mason, Pane bianco, spazio per salire, cartellino giallo per lui poco fa, in mezzo praticamente a 2, c'è il varco per servire Buona Mason in aria, pallone dentro, in qualche modo lo va a raccogliere Demiere, slancio lunghissimo di testa Gusso, la prende Gonzales. Lopizzo largo da Albanese, arriva la pressione di Mazzotta. Bressan nella zona di Pane Bianco, arriva Terrasi in marcatura. Buona Mason, ancora Pane Bianco, Gonzales dietro da Gusso. Pallone che scorre, Fernandez non trova Giovagnoli, ancora Gonzales, in testa Nicosia, sempre Gonzales, c'è il colpo con il petto, pallone fuori. Per quanto riguarda le altre partite c'è il raddoppio della Mazzara, 46 con Ortiz, doppietta per lui, poi il 3-0 3 minuti dopo con Locascio contro il Mazzara nel derby, 2-0 per la Nisa sulla Folgore Castelvetrano, ancora 0-0 tra Don Carlo Misilmeri e Super Giovane Castelbuono. Oratorio Marineo ancora in vantaggio a Favara per 1-0, Casteldaccia ancora in vantaggio a Sciacca, sempre per 1-0, stesso risultato esterno per il Castellammare contro l'Accademia Trapani. Ieri il pareggio tra Athletic Palermo e Fulgatore per 2-2. Giovagnoli, Ferruzza si prende il calcio di punizione, l'ultimo arrivato in casa Geraci, non ha avuto tantissime possibilità di calciare verso la porta di Demiere, lui che oggi approfitta tantissimo della squalifica di Guadagnani per il debutto da titolare in Blaugrana. Punizione per il Geraci, Pane bianco per Giovagnoli, ancora Pane bianco, arrivano in 3 a pressarlo. Lopizzo, lancio verso la fascia, Albanese non ci può arrivare. Si inizia a scaldare la panchina del Geraci. Ancora sedute le riserve
che rimangono per questo pomeriggio lato Aspra. Gusso, buona Mason, lancio profondo, Fernandez trovato quasi perfettamente. Un lancio molto interessante verso il pacchetto offensivo. Fernandez recupera il pallone, vince il contrasto. Ma il pallone è ancora in possesso dei gialloverdi. Gonzales recupera d'altro lato per i blaugrana del Geraci. Bonamaison, Albanese, corre, c'è Mazzotta dietro, cross, secondo palo, Ferruzza! Non allunga di molto la gamba per arrivarci, anche un pizzico consapevole, l'attaccante. C'è stato comunque fuori gioco, segnalato dalla terna arbitrale, pallone regalato da parte di Corso. Giovagnoli là sul destro, poi va verso l'esterno, è abbastanza murato, cross, allontana la difesa dell'Aspra con Terrasi. Lopizzo un po' indeciso, alla fine va da Panebianco. Bonamaison, Panebianco dietro dal capitano Evandro Bressan, sventagliata verso Albanese anche in questo caso. Il pallone è lungo per l'esterno classe 2004, uno dei due under in campo nel Geraci assieme a Lopizzo. Lato Aspra invece al momento sono Mazzotta e Gio rispettivamente 2003 e 2004. Per completezza Lopizzo invece è un 2006 nel Geraci. Mazzotta ci pensa proprio lui a passarla a Tarantino, nuovamente l'Aspra a gestire ancora Mazzotta verso il centro. Palazzo lascia scorrere, fa arrivare tutto a Terrasi, se la allunga Alex Cus Palermo, esce fuori però. Santa Guida, triangolazione con Nicosia e Gio, il pallone però non arriva più ai compagni. La risposta dell'Aspra ancora non è arrivata. Maggior possesso sì in questo secondo tempo, ma anche per volere degli avversari. Correnti nel frattempo prepara il quarto cambio. Palazzo, Santa Guida, attacco, servizio a Nicosia, ancora Terrasi, il tocco di Bonamaison in fallo laterale. Gonzales spazza via Palazzo di testa, il tocco di Corso, pallone in avanti per il Geraci. Fernandez ancora in posizione di fuorigioco. Nell'Aspra entrerà Piscopo. Oggi in
in panchina dopo 7 partite da titolare. Sarà questa la prossima mossa di Giuseppe Correnti. Terrasi, ci prova l'Aspra. Santa Guida conserva la rimessa. Si va con il cambio adesso. Esce Corso. Dentro dunque Piscopo, cambio anche nel Geraci, il primo per Mirto. Esce Ferruzza. Ci sarà tempo per ambientarsi sempre di più in questa nuova avventura. Al suo posto entra Sapienza. Giocato poco nell'ultimo periodo Oscar Sapienza, colombiano, classe 97. Adesso una buona mezz'ora a sua disposizione. Eccolo qui Sapienza, subito a mettere fuori, a conquistare la rimessa per il Geraci. Ha raddoppiato il Casteldaccia in casa dell'Unitas Sciacca, il gol di Ba, da non confondere con il Ba del Castellammare. Bonamaison largo, pale bianco, voleva scambiare con Bonamaison, la chiusura di Terrasi in calcio d'angolo. Bonamaison va dalla bandierina, pallone in mezzo, Sapienza, proprio lui si propone a staccare. Lopizio contro il nuovo entrato Piscopo, deve tornare indietro, c'è anche la pressione di Mazzotta e l'Aspra a prendersi il fallo laterale. Marrone prova a partire, anche lui se la porta fuori. Ultima mezz'ora abbondante da giocare. Geraci che continua a gestire la partita. Sapienza allarga, pallone basso, Bonamaison in area piena, il tiro, deviazione, Fernandez, pallone che entra, il gol è valido con qualche secondo di suspense, il 3-0 del Geraci. Fernandez aveva colpito la traversa sotto porta, pallone che evidentemente non era entrato almeno del tutto. Poi un attimo di tensione perché si pensava fosse fuori gioco, anche perché Fernandez ne ha avuti tanti nel corso di questa partita, quindi si stava un po' quasi rassegnando. La convalida del terzo gol in campionato per Marcio Fernandez. Quasi non ci crede l'attaccante del Geraci. 3-0. Infatti adesso i giocatori dell'Aspra vanno a parlare con l'arbitro, nello specifico Palazzo e Nicosia.
4-0 del Mazara 46 sul Mazara, la rete di Licata. Altra situazione di vantaggio largo, maggiore rispetto a quello delle Geraci sull'Aspra. Sterzata di Terrasi, finisce giù. Ancora Terrasi, il recupero di Gonzales. Sapienza. Era Lopizio. Pallone di Giovagnoli a metà. Sapienza poi finisce a terra. L'Aspra prova il contropiede, Marrone allarga. Provano a salire i gialloverdi con Mazzotta. Pallone che ritorna da Palazzo, salta Giovagnoli. Incontra però Gonzales. Si torna dietro da Piscopo. Nicosia giù. Gioco che si ferma. Si rialza adesso Nunzio Nicosia, l'anno scorso tra Enna e Unitas Sciacca, sempre nel campionato di eccellenza, viene accompagnato fuori. Si ritorna a giocare. Lopizio, lancio lungo. Giuracci che vorrebbe sbloccare questa cosa di trovare Albanese sulla destra. Da perfezionare. Il passaggio. Demiere. Gonzales prova l'anticipo su Marrone. L'attacco di Sapienza su di lui. Nicosia. Sale l'Aspra. Marrone in mezzo a due. Non c'è perché Lopizio tocca per Bonamaison. L'attacco di Mazzotta. Alla fine Bressan dietro da Gusso. Bonamaison. Fernandez lascia a Pane Bianco. Velo di Bonamaison. L'entrata di Marrone un po' così. Giù Nicosia, si continua. Tanti contrasti in mezzo al campo. Marrone chiede il pallone Gio da tantissimo tempo. Marrone lo nota all'ultimo. Lancio lungo. Fernandez. Il contrasto con Terrasi, resiste Fernandez, arriva Giovagnoli, 1-2, Fernandez mette dentro, mette in angolo Piscopo. Non tantissima velocità in questa azione offensiva delle Geraci. Squadra che comunque riesce a impensierire gli avversari. Il calcio d'angolo di Bonamaison abbastanza largo, nuovo prolungamento verso il cuore dell'area. Giovagnoli
Bonamaison a sfidare Santa Guida. Giovagnoli qualche finta, poi dietro Gonzales fino a Barbagallo. Pane Bianco gioca con tanta spensieratezza il Geraci, con tanta tranquillità. Ancora Pane Bianco, Fernandez voleva ricambiare il favore con l'ex Trapani. L'attacco di Sapienza su Nicosia. Terrasi verso Santa Guida che finisce giù, nessun fallo secondo l'arbitro. Bonamaison, Sapienza aspetta i compagni, poi gira verso destra, il campo è più aperto da quelle parti, ma tutto si esaurisce subito. Ultimi 20 da giocare, partita quasi chiusa, quasi, perché l'Aspra fa un po' di possesso palla, ma occasioni pericolose non ne sono arrivate. Questo cross in mezzo raccolto da Barbagallo fa finire l'azione per i gialloverdi. L'attacco di Giglio su Lopizzo, tacco provato da Giovagnoli, in tantissimi nella zona del pallone, una situazione che si è verificata tante volte nel corso del pomeriggio. Subisce fallo Giglio. C'è il cartellino giallo per Lopizzo. È finita Favara colpaccio dell'Oratorio Marineo, la vittoria per l'1-0. Questa è una notiziona. Ha accorciato lo Sciacca in casa contro il Casteldaccio, il gol di Concialdi nel finale, partita che ancora deve concludersi. È finita invece a Trapani con la vittoria esterna del Castellammare in casa dell'Accademia per 1-0. Fallo su Sapienza. È finita adesso Sciacca, la vittoria del Casteldaccia, importantissima in chiave salvezza contro l'Unitas 2-1. Sono finite così le partite delle ore 14:30. Pane Bianco a ricevere il pallone lungo di Bressan. Bonamaison di testa Tarantino. Adesso Lopizzo. Albanese. Ancora Lopizzo, Gonzales. Sapienza, spalla alla porta, si gira, verticalizzazione per Fernandez! Un'azione arrivata all'ultimo per il poker del Geraci, la doppietta personale di Marcio Fernandez, che adesso può liberarsi. Si è fatto però male il portoghese.
nel trovare questo pallone nella corsa. Si va con il cambio, sembra essere così. Fernandez che la scorsa settimana era tornato dopo uno stop, sempre giocando da titolare. Oggi la conferma, si è fatto male però. L'autore del 4-0 al suo posto. C'è l'ingresso di Tripiano. Vantaggio esterno della super giovane Castelbuono a Misilmeri contro la Don Carlo. Il gol di Garofalo. Misilmeri 0, Castelbuono 1. Così l'Aspra, dopo la doppietta di Fernandez, arriva a 10 gol subiti nelle ultime 2 partite. Momento nerissimo per i gialloverdi. Pane bianco, tacco leggero di Bonamaison. Arriva Giovagnoli, Santa Guida, Marrone, questo mette fuori. Si accende anche qualche anno. Protesta di Episcopo prima, adesso Tripiano avanza per il Geraci, calcia da fuori sopra la traversa, vuole segnare anche lui, appena entrato dalla panchina Francesco Tripiano, cresciuto nel Rigolla a Palermo, scuola calcio che adesso si chiama Academy Palermo da quest'anno. Cambio pronto nel Geraci. Prima si va alla rimessa dal fondo di Demiere, di testa Tripiano, finta di Tarantino. Il colpo di Lopizio, Mazzotta si prende la rimessa. Inizialmente perché il guardaline poi ha cambiato direzione della bandierina, rimessa Geraci, prima il cambio con l'ingresso di Balzano per Giovagnoli. Terzo cambio per Mirto. Gonzales la tocca, poi Marrone, contro pressione regolare. L'intervento del centrale del Geraci, lancio lungo a cercare Sapienza. Corre Sapienza. Ferma, va fino in fondo, si accentra, sterzata. Intervento falloso, non c'è fallo da parte di Tarantino. Forse l'arbitro ha visto
giocatore del Geraci lasciarsi cadere un minimo. Mazzotta, contrasto vincente, recupera il pallone. È sempre in aria, serve dietro Marrone, mette morbido verso il limite dell'area. Ci pensa il nuovo entrato Balsano a girare tutto da Pane Bianco. Non si ferma, il Geraci vuole approfittare finché può. La squadra di Mirto, Pane Bianco piazza il mancino da fuori, deviazione, cerca di prenderla Bonamaison, la prende invece De Miere. Bonamaison sale Sapienza, passaggio non proprio verso il compagno. Balsano, Sapienza, dietro Balsano non la vede più, Mazzotta per l'Aspra, attende la salita di Palazzo, anche quella di Tarantino. Sale Gio, calcio di punizione. Altro cambio pronto nel Geraci. Entra Valor, esce Pane Bianco. Punizione aspra. La battuta è corta con Gio che va al cross, cerca in mezzo Nicosia, troppo però sugli avversari. L'attacco di Balsano, adesso Piscopo, risponde il nuovo entrato Pablo Valor. Entra Sapienza in questa situazione, altra punizione per l'Aspra, guadagnata ancora da Piscopo. In classifica Pro Favara che con la sconfitta di oggi si distacca in negativo di 4 punti nei confronti della Nissa. Nissa a 34, considerando i 3 punti di oggi da confermare con la Folgore, perché la partita non è finita. Pro Favara a 28. Palazzo, cross, secondo palo, esce Barbagallo che si va a scontrare anche un po' con Albanese. Invece il Geraci tiene dentro la zona playout il Casteldaccia con le vittorie di entrambe le squadre, entrambe a 14 punti. Aspra che invece rimane penultimo a 7. A 7 punti dalla zona salvezza. È rimasto giù Barbagallo, in corso l'ultimo cambio nell'Aspra con l'ingresso di Palmeri. Esce Santaguida.
che a sua volta aveva preso il posto di Costantino nel primo tempo. Spazio dunque per Palmeri, soluzione offensiva, le sta provando praticamente tutte, Correnti, una squadra che necessariamente dovrà rinforzarsi nel mercato di dicembre. Salva con qualità questo pallone trippiano per poco, perché poi viene segnalata la rimessa laterale, conquistata qui anche dal Geraci che la prossima settimana affronterà l'Oratorio Marineo in trasferta. A questo punto sarà una sfida molto interessante, perché il Marineo sarà gasatissimo dalla vittoria di oggi di Favara. Aspra che invece giocherà in casa, ma contro il Mazara 46, che sta stravincendo nel derby con il Mazara. Calendario difficile per l'Aspra in questo finale di girone d'andata. Dopo il Mazara 46 ci sarà la trasferta di Misilmeri, sfida salvezza, e poi la trasferta tornerà nel girone di ritorno. L'ultima del girone d'andata sarà in casa con la capolista Nissa. Ultimo cambio nel Geraci, l'ingresso di Ogbonda per Albanese. Sapienza contro due avversari conquista il calcio di punizione, fallo di Tarantino. Batterà proprio il colombiano. Due in barriera per Demiere. Potrebbe provare anche il tiro in porta. Oscar Sapienza. Parte Sapienza, centrale per Demiere. Ancora Sapienza a riproporre nella zona di nessuno. Rinvio Dini così addosso a Bonamaison. Ormai questo qui è un match che non ha più nulla da dire. Fermato Terrasi da Bonamaison in maniera fallosa.
Piscopo a rischiare qualcosina con il pressing di Sapienza. Alla fine Balziano ricomincia da dietro. Ha raddoppiato la super giovane Castelbuono in casa del Misilmeri. 2-0 il gol di Suarez. Misilmeri 0, Castelbuono 2. Geraci che con questa vittoria trova soltanto il fastidio del Casteldaccia, che ha vinto a sua volta oggi. Batte l'Aspra in questo scontro diretto. Il Fulgatore ha pareggiato, il Mazara sta perdendo. L'Athletic Palermo ha pareggiato, squadra che dalle prime posizioni in classifica si è buttata verso la zona play-out contro i vari pronostici. Occhio a Bonda, cross dentro, allontana Terrasi. Bonda che prima di questa partita non giocava dalla 7ª giornata, quando il Geraci perse a Castellammare per 2-0. Se il Geraci ha trovato soltanto il fastidio del Casteldaccia in classifica dopo i risultati di oggi, Aspra che poteva avere il modo di approfittarne data la sconfitta del Mazara, data la sconfitta momentanea del Misilmeri che ha accorciato le distanze poco fa contro il Castelbuono con il gol di Matera. Siamo a 5 dalla fine, quindi la partita finirà più tardi rispetto a Geraci Aspra. Una Geraci che continua a tenere il pallone. Bonamaison, Sapienza con tanta voglia di fare ma con poche soluzioni a disposizione. Balziano largo, Gonzales, girano il pallone un po' tutti. Bonda, posizione regolare, la passa però praticamente a Priola, che spazza via. È ufficiale il 4-0 del Geraci sull'Aspra. Vittoria importante in chiave salvezza per i Madoniti. Aspra che così subisce 10 gol in 2 partite senza segnarne uno. Geraci sempre fuori dalla zona play-out con 14 punti assieme alla Casteldaccia. Aspra che rimane penultimo a 7 per la prima volta in stagione. Il Geraci conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 in casa della Mazara. Aspra che invece continua a soffrire, rimane con una vittoria in questo campionato, così come Misilmeri, almeno momentaneamente, perché la partita non è finita. E Fulgatore gioisce il Geraci, la gente di Geraci Siculo per questa vittoria. Geraci che oggi ha segnato con Bonamaison al primo minuto. Una partita molto probabilmente condizionata da questo gol in apertura. Il raddoppio di Giovagnoli al 23esimo e poi la doppietta di Fernandes nella ripresa al 63esimo e al 74esimo. Geraci che andrà a Marineo nel prossimo weekend. Aspra che invece ospiterà il Mazara 46. Il saluto di Demiere Marrone, ex della partita, ai propri ex tifosi. E tutto dalla Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.